Oggi vediamo un'apertura particolare che mi è stata giocata nel torneo di ieri sera e devo dire che non ho mai visto e che mi ha veramente spiazzato. Allora, questa viene giocata dal bianco e si ottiene con la difesa semislava, quindi D4, D5, C4, C6, cavallo C3, cavallo F6. Questa è la difesa semislava che noi tutti conosciamo. A questo punto che cosa ci aspettiamo dal bianco? Per esempio ci possiamo aspettare una spinta di pedone in E3, secondo sempre la teoria delle aperture, oppure una mossa di cavallo in F3. In questo caso noi poi potremo proseguire con E6, eccetera, tutto con il nostro sviluppo. Cavallo in B D7, alfiere E7 o D6 con arrocco, eccetera. Tuttavia non mi è stata giocata questa mossa. Io ero il nero e a sorpresa mi viene giocata la quarta mossa, 4 pedone F2 F3. Una mossa veramente curiosa che, senza starci su a pensare due volte, si capisce sicuramente che quella spinta di pedone in F3 ha l'unico scopo di sostenere la spinta in E2 e 4 in modo tale da avere un centro di pedoni veramente fortissimo. Essendo impreparato a questa mossa, ho giocato intuitivamente e credevo di aver giocato male, tuttavia ho analizzato oggi la partita a computer e questa è una mossa possibile. Infatti ho giocato alfiere C5 con l'idea di impedire la spinta, poiché se ora il bianco gioca E4, dopo una serie di cambi avrei un vantaggio, che è il vantaggio di un pedone. Quindi l'idea era quella appunto di contrastare questa spinta. Mettiamo a posto i pezzi. Ok, quindi è assodato che il bianco non può ora giocare la spinta in E2 e 4. Cosa può giocare? Il mio avversario mi giocò alfiere G5. A dir la verità, sapendo che il mio avversario era più forte, come al solito mi sono lasciato impaurire da fantasmi, poiché questa mossa non compromette nulla, no? Anche dopo un eventuale cambio, per esempio, potevo anche prendere col pedone in G e poi addirittura spingere così. Ma mi ero fatto impaurire, così ho detto, se comunque mi vuole inchiodare il cavallo, che in questo caso non è inchiodato perché c'è ancora il pedone in E7, casomai vuole cambiare il cavallo, io gioco cavallo in D7, così dopo un eventuale cambio si ritrova ancora un cavallo in F6. Quindi questo era quello che ho pensato. Quindi cavallo in D7. Tuttavia con questa spinta, con questa mossa di alfiere, il mio avversario non aspettava altro che io giocassi E6. Dopo vediamo perché. Quindi alfiere G5, donna di 2, poiché libera l'arrocco lungo e dopo un'eventuale spinta di pedone in G6, con lo scopo mio di fianchettare, non l'avrei più potuto fare. Quindi il fianchetto non lo potevo fare e dovevo giocare per forza E6 per sviluppare l'alfiere camposcuro. Tuttavia ritardo questa spinta ancora di qualche mossa. Quindi gioco H6, il mio avversario mantiene l'inchiodatura e solo ora E6. Ed è qui che avviene, diciamo, l'errore che poi non c'è stato. Ricordo che era una partita semilampo, erano 10 minuti a testa, quindi era piuttosto veloce, non c'era molto tempo per pensare, quindi
ho giocato molto istintivamente. E4. Ecco ora la spinta fastidiosa. Cambio dei pedoni centrali e ora il mio alfiere l'ho ritirato, quindi in G6. Ovviamente qui potevo giocare anche un'altra cosa, potevo giocare cavallo per E5, non l'ho vista questa, ho detto il mio cavallo è inchiodato, non posso spostare, però se la mia regina è minacciata, anche quella del mio avversario è minacciata, quindi si può giocare anche questa mossa, quindi alla fine l'uscita d'alfiere in F5 è fattibile. Tuttavia non ho giocato così, non ho visto questa possibilità, ho indietreggiato con l'alfiere in G6 e dopodiché inchiodatura. Ancora una volta non ho visto questa possibilità, così ho giocato alfiere 7 eccetera, perdendo un pezzo. Ancora qui si poteva giocare sempre la solita mossa, per esempio cavallo per E5, donna per H4 con un buon gioco per il nero. Analizzando poi sempre questa posizione con Fritz, egli mi consiglia anche altri tipi di mosse. Per esempio, dopo la spinta di pedone 4, F2, F3, si può prendere in C4. Dopodiché avviene la classica lotta per la protezione del pedone. È vero che adesso il nero lascia il centro al bianco, ma ora se il bianco combatte per il centro, il nero combatterà per l'ala di donna. Quindi B5 sostenendo il pedone in C4, A4, questa è classica mossa, se il nero va di A6 perde la torre, per esempio, o perde un pedone. Cavallo per, e il pedone non può prendere, altrimenti segue torre per torre. Quindi questa qui è una classica mossa. Ritorniamo alla nostra posizione. Cavallo era qui e il pedone è stato catturato. Ok, siamo così. Quindi ora non si può giocare a 6, abbiamo detto, quindi bisogna proteggere ora quel pedone in B5. Tuttavia questo può essere spinto, dando fastidio al cavallo in C3. Il cavallo da C3 non può andare in avanti, ma può solo indietreggiare. Se va in E2 blocca tutto il proprio schieramento, così o ritorna in B1 oppure va in A2, minacciando così il pedone B4. Ora abbiamo il pedone B4 minacciato dal cavallo e il pedone C4 minacciato dall'alfiere. Ecco, questo è l'inconveniente di spingere in avanti troppo i pedoni, poiché questi vengono facilmente minacciati dai pezzi avversari. Come continuare? B4, B3, minacciando il cavallo che ritorna in C3 senza temere nulla, e ora c'è ancora il pedone C4 minacciato dall'alfiere bianco che viene difeso tramite alfiere A6. Ora tutta la partita, diciamo, che si incentrerà sulla difesa e sull'attacco del pedone in C4. Tuttavia non è così facile per il bianco sbarazzarsi di quel pedone, poiché per ora l'unico modo per attaccarlo è l'alfiere, quindi siamo 1 contro 1. Il bianco dovrà cercare di portare più attacchi su quel pedone. Tuttavia questa è una posizione molto giocabile. Ok, riprendiamo sempre da questa classica posizione e andiamo a vedere un'altra continuazione, sempre con la fuoriuscita dell'alfiere in F5. Quindi il solito piano del nero è quello di contrastare la spinta E2 e 4, ma il bianco può rispondere con una spinta piuttosto stravagante. G2, G4, alfiere G6 e
G5. Dove può andare il nostro cavallo? Può ritirarsi, ma non serve a niente. Può andare in H5, ma non serve a niente poiché si scava la fossa da solo, perché qui non può andare e qui non può andare che c'è l'alfiere, qui non può andare che c'è il pedone, quindi andare in H5 è diciamo una buona casa, ma non può fare nulla da lì, quindi rimane intrappolato lì. L'unica cosa è di ritornare sulla casa madre di 7. Tuttavia, dopo che il cavallo crea intralci nel proprio schieramento, il bianco può attaccare al centro, per ora con un guadagno di un pedone. Si può ora contrattaccare con donna A5, scacco, attaccando il cavallo, ma il bianco si può parare con il cavallo in C3. Si ha così un gioco piuttosto aperto che si può comunque continuare a giocare. Il nero ora è in svantaggio di un pedone, ma dopo per esempio E5, D per E5, cavallo per E5, si ha una posizione veramente molto aperta con molte possibilità per entrambi gli schieramenti. Secondo me in questa posizione, nonostante il nero è svantaggio di un pedone, ha più possibilità poiché ha entrambi gli alfieri liberi e la possibilità di arroccare corto è molto più vicino rispetto a quella del bianco, quindi potrà diciamo essere più insidioso, portare quindi la torre ad attacchi centrali più in fretta.